Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un 47enne di Codroe poi è finito agli arresti domiciliari dove dovrà scontare la pena di 2 anni. Lo stesso è stato fermato nel corso della giornata di ieri dai carabinieri della locale stazione in esecuzione di un ordine emesso dal Tribunale di Trieste per fatti accaduti in zona nel 2013. L'uomo aveva indotto un pensionato di 98 anni con gravi problemi cognitivi a sottoscrivere un contratto di locazione relativo ad un immobile di proprietà, tutto a danno dei legittimi nipoti e parenti. È stato quindi condannato per circonvenzione di incapace e messo ai domiciliari, dove dovrà scontare la pena. Una collaboratrice domestica di 64 anni, residente nella zona del Friuli Collinare, è finita nelle mani della giustizia. Da tempo si stava seguendo la donna per alcuni ammanchi di denaro nell'abitazione di un uomo che era seguito dalla donna. Così ha denunciato il fatto i familiari e i carabinieri di Maiano, che hanno avviato immediatamente l'indagine. La donna è stata sorpresa all'uscita dell'abitazione con 640 euro in contanti di vario taglio appena rubate. È scattato allora l'arresto per furto aggravato. La domestica è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed è in attesa del rito per direttissima che si terrà nella tarda mattinata di domani. Il denaro nel frattempo è stato restituito alla legittima proprietaria. Indagini ulteriori in corso. Nella giornata odierna si è svolta a Gorizia, alla presenza del comandante provinciale colonnello Antonio Magro, l'avvicendamento dell'incarico di comandante della compagnia di Gorizia tra il capitano Andrea Gilardenghi, cedente, e il capitano Enrico Caputo, subentrante. Il comandante provinciale, nel proferire il suo saluto all'ufficiale in partenza, che ha retto per 4 anni l'importante reparto, ne ha ricordato le grandi qualità umane e professionali, augurandogli ogni successo nel suo futuro incarico che il Comando Generale del Corpo ha previsto al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste, ovvero in un reparto inserito nella competente specialità del Corpo, ove si occuperà delle investigazioni più delicate e complesse. Il capitano Enrico Caputo, nato a La Spezia nel 1974, laureato in economia e commercio e sposato, ha un figlio. Dopo la frequenza del corso alla sede di Roma dell'Accademia della Guardia di Finanza, ha prestato servizio presso il nucleo di polizia economico-finanziaria di Rovigo, poi quale comandante della tenenza di Chiavenna in provincia di Sondrio. Al nuovo comandante della compagnia di Gorizia, il comandante provinciale ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro. Sono state oltre 600 persone controllate e centinaia di bagagli ispezionati. Questo è il bilancio dell'operazione Alto Impatto che ha visto impegnati decine di agenti del compartimento della Polfer del Friuli Venezia Giulia nella stazione di Trieste Centrale. Attività che si è svolta con l'ausilio dell'unità cinofile messa a disposizione della Guardia di Finanza con l'obiettivo di effettuare controlli ai viaggiatori e bagagli custoditi nel locale deposito, nonché a quelli dei passeggeri in transito. Non sono state rilevate irregolarità né infrazioni, a testimonianza del buon livello di sicurezza raggiunto nella stazione del capoluogo e anche le norme e le regole comportamentali volte a evitare il prorogarsi dell'epidemia in atto sono state rispettate senza destare problema alcuno. Sotto il coordinamento a livello nazionale
del Servizio di Polizia Ferroviaria del Ministero degli Interni, l'operazione rientra tra le iniziative volte a garantire la tutela dei viaggiatori e la sicurezza del trasporto ferroviario, prevedendo ogni possibile azione improntata all'illegalità attraverso mirati controlli nelle maggiori stazioni italiane, tra cui quella di Trieste. Si è svolta questa mattina, alla presenza del vice sindaco Loris Michelini e di Monsignor Luciano Nobile, la cerimonia di inaugurazione dei lavori di realizzazione dell'impianto antintrusione, del sistema di rilevazione fumi e incendi e di quello di diffusione sonora nella chiesa di San Giovanni Battista presso il cimitero di Udine. È stato inoltre installato un impianto streaming dal vivo che permetterà, previa autorizzazione, la trasmissione in diretta delle funzioni religiose che si terranno nel plesso. A tal fine sono stati istituiti registri e moduli liberatori per l'amministrazione comunale e la curia che autorizzano la diffusione delle immagini in streaming da redigere e firmare prima della cerimonia. Per l'operazione è sufficiente una connessione internet. Tutti i lavori sono stati eseguiti da una ditta specializzata. La realizzazione dell'impianto antintrusione del sistema di rilevazione fumi e incendi e di diffusione sonora ha avuto un costo di 33.000 euro più IVA, mentre l'installazione dell'impianto streaming è costato 4.500 euro più IVA. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.